Però di dare delle risposte sintetiche, cioè, non significa che dopo le argomentazioni non possono essere trattate in modo più esteso. Quindi sarò molto diretta. Sulla nuova stazione TAV in aeroporto la nostra risposta è no. Crediamo che l'aeroporto vada servito con il sistema di mobilità integrata, che non ci sia più necessità, anzi sia dannoso che la TAV arrivi all'aeroporto, ma che sia giusto afferisca direttamente la stazione di Mestre. Non crediamo nemmeno che l'area intorno alla stazione di Mestre sia in uno stato di degrado tale che non possa essere poi riqualificata, anzi dall'arrivo stesso della TAV sarebbe un segno forte dato alla città. Per quanto riguarda l'aumento di cubatura da 450.000 a 1.200.000 metri cubi appunto, ovviamente siamo contrari. Crediamo che il quadrante di Tessera debba avere come vocazione la creazione di una cittadella dello sport con il contenimento massimo della cubatura e della volumetria necessaria a rendere sostenibile in termini finanziari la realizzazione della cittadella stessa, quindi che ci sia lo stadio, che ci siano le piscine, che ci siano i campi da tennis, che ci siano tutti quei servizi che sono volti e necessari per la vita della collettività e che non abbiano poi invece un vantaggio secondario in termini di speculazione edilizia. Per quanto riguarda il collegamento veloce del sublagunare siamo contrari, non la riteniamo un'opera necessaria. A ricaduta non intravediamo nessuna necessità che ci sia partecipazione pubblica, nel senso perché partecipare a un'opera che non riteniamo necessaria, ma anzi che riteniamo che possa avere una forza di impatto ambientale molto dura. Per quanto riguarda la priorità temporale del sistema SFMR, la riteniamo una priorità autentica, cioè crediamo che veramente tutti i territori possano essere raggiunti in modo capillare dal sistema della mobilità regionale e che appunto i sistemi infrastrutturali dovrebbero trovare un accordo, e questo sarebbe un segno forte che verrebbe dato in termini politici trasversali dalla regione, provincia e comune, perché solo a quel punto avremo realizzato veramente un sistema funzionale. Per quanto riguarda gli standard pubblici, non entro nel merito di quello che è il numero dei cittadini equivalenti, perché questo è un dato che potrebbe venire impugnato da più parti e forse che non è veramente insindacabile. Sicuramente crediamo che vanno considerati i 24 milioni di turisti che frequentano la nostra città. Abbiamo cercato di dimostrarlo in modo anche, come dire, puntuale quando abbiamo iniziato, non so, sono piccole testimonianze, però anche semplicemente la battaglia per la continuità pediatrica piuttosto che altre battaglie sulla sanità o sull'esistenza di liberi indipendenti e così via, cioè su quei servizi di cui crediamo vada raccolto non semplicemente la definizione di servizio, ma anche l'ambito prestazionale, cioè dove sono questi servizi, con cosa devono convivere. Questa fa la qualità del servizio che viene offerto. Oltre a questo chiediamo che venga chiarito, anzi crediamo che nel PAT ci sia un segnale forte per quanto riguarda l'articolo 33 che non crea distinzione tra la destinazione cioè il termine servizi include anche i servizi alberghieri ed extra alberghieri, mentre noi crediamo che i servizi destinati alla residenzialità devono essere distinti, come dire, fortemente distinti da quelli delle strutture a vocazione alberghiera. Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica del Lido, credo anche in questo caso che sia inequivocabile che d'ora in poi si dovrebbe pretendere che non ci fosse nessuna attività di commissariamento sul Lido, intendo dire proprio nessuna. Un primo segno abbiamo cercato di darlo nel caso del Parco delle Rose, riportando un progetto che stava per passare anch'esso commissariato come gli altri, e che invece è potuto transitare attraverso, come dire, un dibattito in Consiglio Comunale, il che non significa una conquista verosimile, consolidata. Tale quale. Scusate? È stato approvato tale quale così come presentato dal Parlamento. Io rimango consigliere comunale, non sono per Dio, nel senso, per la mia posizione, dopo, come dire, la maggioranza decide. Sì, in questo caso il commissario decide. In questo caso il commissario decide. Infatti ho detto non è una conquista consolidata, è un segnale che si è voluto dare. Secondo me
possiamo votare tutti insieme affinché a partire da oggi in poi non esista di principio in origine, in partenza, l'idea che il territorio possa essere deciso in sede commissariale. Questa è la nostra posizione. Sul quadrante di Tessera così diversa rispetto a quella proposta dal PAT e da quella che abbiamo sentito prima da altri due partiti della maggioranza come il PD e l'UDC. È una battaglia che portate avanti in seno della maggioranza, fino a che punto siete disposti ad arrivare? Definirlo in termini quantitativi è sempre molto difficile, perché comunque quando si fa parte di una maggioranza si cerca un punto di sintesi tra le diverse presenze. Quello verso cui noi tendiamo è il massimo contenimento delle volumetrie, ossia il PAC stabilisce un livello, noi crediamo che ciò sia realizzabile a un livello decisamente inferiore. Questo sarà il tentativo, come dire, di trovare un asse che unisca le posizioni del PD fino a quelle della lista in comune, del C e tutte le presenze di fondazione e così via. Certo, poi, insomma, come dire, le presenze e i voti sono proporzionali al che hanno, cioè no, pone degli obiettivi e cerca di raggiungerli. Grazie per dirlo. Grazie a voi.